Le province dichiarano guerra al governo. Parafrasando il premier Matteo Renzi, il governo del disfare. È la CGIL a guidare un esercito di dipendenti pubblici che oggi ha circondato Palazzo Balbi. Zaia rispondi è il messaggio inviato al presidente veneto, accusato di non aver ridisegnato la mappa delle province, prevedendo, come altre regioni, accorpamenti che avrebbero consentito risparmi e una contrattazione con Roma da una posizione di maggior forza. Palazzo Balbi, secondo la CGIL, ha solo fotografato l'esistente, senza spuntare le armi al governo centrale, grazie a un proprio progetto di contenimento della spesa. La conseguenza è che adesso le province del nord-est dovranno subire i tagli imposti da Roma, quasi uno smantellamento con 1500 posti di lavoro a rischio e servizi ai cittadini che verranno a mancare. La situazione del Veneto è che se permane questo stato di cose, al 1° gennaio del 2015 noi abbiamo più di 1500 lavoratori con il sedere per terra, come si dice in maniera non volgare. Se la legge 56 dell'aprile del 2014 prevedeva il riordino delle province, a dicembre del 2014 il sindacato vede il disastro, 1 miliardo di tagli alle province italiane e alle città metropolitane. Il tutto mentre in Veneto, Palazzo Balbi, non ha ancora convocato come previsto l'osservatorio regionale, che dovrà stabilire un quadro chiaro definendo a chi verranno attribuite deleghe importanti come quelle alla scuola, alle strade, alla caccia, alla pesca e al patrimonio ambientale del Veneto. Potrebbe essere una situazione che esplode in termini di occupazione proprio reale o di stipendi non pagabili già da gennaio del 2015, perché non ci sono le risorse nei bilanci delle province. Insomma, la CGIL contro tutti, contro il governo veneto, contro il governo romano, contro il premier Matteo Renzi che con il Jobs Act è diventato il nemico da combattere. Venerdì 12 dicembre, in occasione dello sciopero, anche i dipendenti delle province sono pronti a iniziative clamorose. Non c'è certezza sul futuro delle funzioni delle province e non c'è certezza sul destino dei lavoratori. Noi abbiamo chiesto alla Regione di fare la sua parte e la Regione si sta chiamando fuori, non sta assumendo alcuna responsabilità e non vuole con noi denunciare quanto sta accadendo, che è una perdita occupazionale per quasi 2500 lavoratori e una perdita delle funzioni fondamentali che vengono esercitate. Per noi questo è gravissimo e ci saremmo aspettati altre risposte.